Un anno trascorso con grande difficoltà per le ripercussioni che la pandemia ha avuto a vari livelli, dal turismo al sociale. Dall'esperienza del 2020 gli operatori turistici dovranno trarre insegnamenti, ma anche tanta speranza per organizzare una stagione 2021 con maggiore consapevolezza nel lavorare con il virus ancora attivo. La conferenza dei 10 sindaci del litorale veneto, dal tagliamento al Po, riunitisi in videoconferenza, ha deciso di farsi sentire ai massimi livelli. Abbiamo scritto al Presidente della Repubblica e al Presidente incaricato Draghi per far sì che finalmente il governo prenda posizione rispetto al turismo non solo balneare, perché vogliamo essere solidari anche col turismo di montagna e con gli altri segmenti turistici, per far sì che il Recovery Fund o altre misure di sostegno siano strutturali e non episodiche, perché altrimenti veramente non riusciremo a rialzarsi da questo lungo periodo di pandemia che ha colpito forse noi più di qualsiasi altra attività produttiva. La linea condivisa da tutti prevede la continuità degli investimenti sulla promozione, appoggiati alla Regione Veneto, per una stagione che si presenta all'insegna della sicurezza. Le nostre spiagge l'hanno dimostrato, i protocolli sono stati applicati, le regole sono state seguite e quindi tutte le nostre spiagge sono sicure. Per tutte le nostre località vale un mantra, cioè quello sicurezza e star bene. C'è bisogno di programmazione e c'è bisogno di promozione turistica. In tal senso quindi verranno impiegati anche quest'anno parte delle risorse che la Regione Veneto ha messo a disposizione, peraltro quest'anno leggermente implementate, quindi su questo insomma prendiamo atto di questo sforzo che sta facendo anche la Regione nei nostri confronti, che cercheremo sempre di onorare, e poi con i consorzi di promozione turistica. Quindi vediamo di unire tutte queste forze, mettendo ad esempio a disposizione i video che noi abbiamo fatto l'anno scorso e che quest'anno verranno rilanciate con una veste nuova. Metteremo anche a disposizione il materiale che abbiamo, che è di proprietà dei comuni e quindi della nostra associazione, per vedere se da fare anche qualcosa di nuovo.